Partendo dalla prima domanda, Mattia Palmieri è il capitano di questa squadra, sono 2 anni, non è partito titolare per una scelta tecnica, ma il calciotto ormai sono cambi su cambi, 3-4 minuti e spazio agli altri perché è un gioco dispendioso, soprattutto il nostro. Il gol alla fine, sì, forse il 2-0 sarebbe stata la ciliegina sulla torta, ma è difficile. Dai, È difficile anche con uno con più, con il Cotton, non è mai detta l'ultima parola. Diciamo il mix delle due cose che hai detto tu, c'è un po' anche un pizzico di inesperienza, ci siamo affacciati alla Serie A, ci siamo trovati, dico giustamente, in finale e quindi affrontarla qui con tanta gente che ci ha seguito, un pochino, non dico ansia, però un pochino ci abbiamo... Come posso dire, abbiamo avuto un pochino forse il braccino e poi il Cotton, ragazzi, hanno vinto sempre loro questo torneo, quindi massimo rispetto, però questo gruppo dall'inizio alla fine ha dato tutto e ci siamo meritati sta vittoria. Sì, hai detto bene, sono 2 giganti, da una parte e dall'altra. Gimo poi lo conosco personalmente da quando ero più piccolo, è un'altra categoria. Zamperini, non sto qui ad elogiare i suoi trascorsi, ma sono 2 giocatori fantastici, tutti e 2, e si meritano, come hai detto te, l'uomo migliore in campo, ecco, entrambi. Sono due signori giocatori, mai una parola fuori posto, entrano duro sì, ma sempre in maniera sportiva, ecco.